È fortemente preoccupato il presidente della Commissione della Sanità regionale su come il virus cinese dall'Asia potrebbe largamente diffondersi anche qui da noi, in Veneto. Il perché e il come è lui stesso a spiegarlo, puntualizzando come si debba controllare e nel caso bloccare tutte le merci, non solo quelle alimentari, in arrivo dalla Cina nei nostri interporti, e cioè quelli di Venezia, Padova e Verona. La pandemia è un rischio reale. A Padova sapete che abbiamo ovviamente l'istituto zooprofilattico, quindi la sede è lì, il controllo è lì, i controlli e le direttive partono dal Ministero, però Padova è una centrale ovviamente su quello che riguarda lo studio e la possibilità di capirne gli effetti di questo virus. I carghi della Cina sbarcati nella piana di Gioia Tauro in Calabria e a Rotterdam in Olanda poi arrivano direttamente nei nostri. Solo pochi giorni fa ha bloccato a Padova dalla Guardia di Finanza il cargo di 10 tonnellate di carne di maiale dalla Cina perché a rischio peste suina. Operazione riuscita soltanto in quanto vi erano delle violazioni delle norme doganali, diversamente i finanzieri non sarebbero potuti intervenire. Serve dunque un obbligatorio e maggiore controllo alle frontiere per tracciare tutto ciò che viene sbarcato. E che arrivino ovviamente tantissime merci tramite ferrovia, tantissime merci, e la maggior parte arrivano dal sud-est asiatico, sono merci cinesi. Questo virus viaggia attraverso animali e attraverso persone, e il fatto che le merci arrivino a Padova può essere un rischio in più. I controlli devono essere serrati, quindi o facciamo i controlli anche all'interno dell'interporto e delle merci che arrivano, oppure non è che poi ci troviamo il giorno dopo a lamentarci. È un virus pericoloso, lo dicono ovviamente le organizzazioni della sanità internazionale, e il Veneto su questo è attentissimo.